Nasce la Fondazione Turismo Padova Terme e Colli Euganei, un nuovo ente che coordinerà tutte le iniziative di promozione, valorizzazione e sviluppo turistico del territorio provinciale. L'obiettivo è di evitare la frammentazione delle iniziative. Voi sapete, ogni comune, ogni istituzione ha altre istituzioni che si occupano di turismo, svolge la propria politica, i propri investimenti anche sulla base della disponibilità economica, sulla base anche dei finanziamenti che fino ad ora ha sempre dato la Camera di Commercio, però non sono mai stati organizzati in una logica unitaria. Un investimento importante che nei prossimi 5 anni vedrà impegnata la Camera di Commercio con 15 milioni di euro, un impegno per fare sistema con gli enti sul territorio. Io credo che non si possa parlare di ricatto nel momento in cui noi abbiamo atteso oltre 3 anni e abbiamo fatto più di 30 incontri ufficiali per arrivare a un documento comune. Sul documento comune c'è stata oggettivamente, devo dire, quasi una sostanziale adesione. Ci sono alcuni dettagli che ancora magari non sono stati presi in considerazione da parte dell'amministrazione. Ci sono anche dei tempi tecnici dei comuni, perché i comuni devono portare in consiglio comunale e poi devono fare tutte le verifiche con i revisori e quant'altro, e quindi noi a un certo punto abbiamo deciso, abbiamo aspettato 3 anni e qualcosa, adesso è il momento di partire, partiamo. Un unico interlocutore per tutta la provincia per trovare risorse in regione e in Europa da riversare sul territorio. Nei prossimi 3 mesi, in attesa dell'approvazione dello statuto da parte della Regione Veneto, sarà avviata una campagna di adesione rivolta a tutti i comuni, mentre le associazioni di categoria e gli operatori del settore saranno rappresentati nel board. Se un comune X vuole organizzare un evento, delegandolo alla fondazione, ha soltanto i costi netti dell'evento e quant'altro, non deve pensare a tutta la macchina organizzativa, che è una bella semplificazione per tutti.